Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' di quei loop che non finiscono mai, di quelle storie della serie mi sono trovato questo signore, questo uomo, questo compagno, questo coso, perché in film di, come si suol dire, di Lost c'era un signore che chiamava sempre gli altri coso, però nel modo più gentile io li chiamerei cosi. Perché? Perché alcune volte alcune signore, proprio con la S maiuscola, alcune donne veramente sono quasi delle sante, delle martire. Però qui inizio subito a dirvi che se vi iscrivete al canale del Degare Marietto Veneziano e venite a trovarci nei nostri super gruppi di Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera il Degare Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico coadiuvati da Milas, e se ci mettete anche un bel super like, il vostro Marietto è super contento, perché un pochettino di aiuto a livello psicologico con una pacca sulle spalle dato da un like tira sempre su di morale. Bene, parliamo un po' di queste situazioni, di queste soprattutto femmine, perché ci sono anche maschietti che sono in queste situazioni, ma femmine che si trovano in questi percorsi di guerra, perché praticamente sono dei percorsi di guerra quando alcune volte si prendono dentro casa dei signori che parassiti astrali è un termine ancora gentile, vampiri eterici è ancora un termine gentile, però il vostro Marietto sapete che è sempre elegante, li chiameremo così. Cioè quando voi a un certo punto fate entrare in casa vostra magari un uomo già sposato con 2 figli che lo portate in casa, pagate l'affitto voi, pagate il cibo voi, questo vi porta anche in casa le figlie al weekend e magari gli pulite fondo schiena a queste bambine e poi si mette sul divano come un pascià. Cari miei signore, qui bisogna un intervento drastico perché questi qui sono solamente dei vampiri. Sono dei vampiri a forma di esseri umani che schiavizzano le persone, magari con sentimenti, perché vi hanno messo nel vostro subconscio una loro mappa mentale e pensate che questa sia la realtà. A questo punto non è perché io sono dalle parti delle donne, delle signore, però vedo molti casi in cui la donna viene in un certo senso strumentalizzata in qualsiasi modo, quando magari il tipo, il compagno o il parassita astrale che c'ha in casa a forma di essere umano guadagna quasi il doppio della compagna. E quindi qui si intrecciano dei meccanismi perversi che i narcisi in confronto sembrano dei santi. Almeno il narciso ti lascia stare, ti abbandona, magari ti frega una volta, ma non ti succhia sangue magari per 30 o 20 anni. Capite cari miei? Qui ci vuole quando non funzionano neanche i circuiti del Marietto, perché ormai queste piattole, questi personaggi sono così dentro al vostro intimo che a un certo punto voi rischiate anche la vita con la pressione, col cuore, insomma, entrate in casa e già a partire dal vostro ufficio, dal vostro posto di lavoro tremate solamente al pensiero di averlo ancora davanti, ma non avete il coraggio di tagliare perché pensate di rimanere sole. Allora qui il vostro Marietto vi consiglia di contattare o il Degard o il Marietto Veneziano, che bisogna entrare a gamba tesa. Sì, bisogna entrare a gamba tesa in queste situazioni, togliersi i guanti bianchi, non per altro, ma perché non si può vivere una vita così non è degna, vi perdete l'autostima perché fuori, là nel mondo, c'è la vostra anima gemella che sta soffrendo e vi sta cercando. Quindi il Degard e il Marietto Veneziano sono sempre disponibili per una bella dagida oppure per un rito operativo di alta magia che dà un piccolo contributo, una piccola mano a tagliare a questi surrogati di esseri umani, e sono ancora elegante, perché ho sentito mesi fa, ma anche anni fa, un concentrato di storie, ragazzi, che insomma ci voleva il giubbetto antiproiettile, che neanche il Dante riesce a spararle così grosse, eppure erano donne che volevano costruire un futuro insieme, ma sono state in un certo senso gabbate, aggirate, plagiate, insomma gliene hanno fatte tutti i colori, sebbene fossero persone che lavoravano, andavano a casa, facevano la cena, lavavano, stiravano, facevano tutto e in più il tipo stava sul divano e si faceva servire e riverire. Quante volte ho sentito queste storie? Molte volte. Il Marietto Veneziano, lo sapete, ha messo delle pillole di radiostesia. Finora siamo arrivati fino alla 23esima, in cui ci sono dei circuiti radionici, mi raccomando, attivati. Dalla 17esima in avanti
il vostro marietto ha messo questi circuiti gratuiti nel sito alcapitano.altervista.org in cui possono dare una mano, ma se non riuscite a togliervi questi signori e sono ancora gentile, bisogna allora togliersi i guanti bianchi e entrare a gamba tesa, perché queste persone non vi lasciano lo spazio per poter costruire una vita insieme alla vostra anima gemella, e senza anima gemella rischiate che nella prossima vita vi ritrovate ancora in piedi della scala con un personaggio del genere. Care signore, io non è che sono dalla parte solo delle signore, ma quando sento certi signori che perché hanno il pisellino e hanno in un certo senso gabbato, schiavizzato o derubato alcune signore, brave anche, nel senso che si sono sempre fatte in quattro per il proprio compagno, a questo punto anche il marietto veneziano si dovrebbe togliere i guanti bianchi. Bene, cari amici, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale del Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. E vi raccomando, se avete questi problemi o conoscete questi problemi, il Degare, sempre a livello professionale chiaramente, e anche il vostro marietto veneziano possono dare una bella mano con una bella dagida decisa, oppure un bel rito operativo di alta magia che insomma una bella, come si dice, un bel aiuto lo dà. Bene cari amici, vi saluto e alla prossima, ciao!